I temi delle politiche agricole anche comunitarie al centro dell'assemblea di Confindustria di Confagricoltura del Veneto svoltosi a Grezzana, nel Veronese. L'associazione chiede maggiori strategie e meno burocrazia per il settore. Elena Chemello. Europa, Italia, regione, leggi, direttive, norme. Difficile fare una strategia, difficile lavorare oggi in agricoltura. Da Villarvedi di Grezzana, nel Veronese, a dirlo è l'Assemblea regionale di Confagricoltura che chiede meno regole e più strategie per il settore. Noi chiediamo che lo Stato si dia una strategia per l'agricoltura, o meglio si dia delle strategie per le diverse agricolture. Per il vino ci vogliono delle strategie dedicate, ci vogliono delle strategie dedicate e diverse per le grandi culture e per la zootecnia. La Regione cerca di fare la sua parte mettendo fondi per agricoltori giovani, investendo in progetti che guardano avanti, ma l'appesantimento viene prima di tutto dall'Europa. Il piano di sviluppo rurale, ma comunque la politica agricola comunitaria è stata un rappresentamento importante per quanto riguarda la burocrazia e quindi l'unica soluzione è quella in qualche modo di essere più presenti a livello comunitario e poi invece a livello nazionale e regionale cercare di limitare il più possibile il carico burocratico. Eppure i giovani che scommettono in agricoltura in Veneto crescono a dispetto delle difficoltà. Tra le prime io sottolineerei l'accesso al credito che oggi rappresenta in questo momento un problema non da poco. Il compito nostro è appunto quello di dimostrare di avere nuovi progetti, di presentare veramente una nuova innovazione e di non voler ripresentare vecchie situazioni già viste. Preoccupazione e timori per i dipendenti del gruppo Auchan. A sorpresa ha annunciato in Italia esuberi per 1.500 persone, preoccupate naturalmente in agitazione.